È una serata sicuramente piacevole, era la voglia di ripartenza anche con gli amici di Gabice Mare, che loro l'hanno voluto insistentamente. Anche qua avevamo molte richieste e quindi alla fine abbiamo deciso di fare questo atto secondo, no? Chiamiamolo così, in un momento molto particolare, devo dire la verità, in cui c'è un'agitazione in atto, no, dei pescherecci, quindi anche difficoltà di reperimento della materia prima fresca, però ci hanno garantito che ce l'avevamo e quindi questo e quindi un po' è questo, e poi è l'abbinamento come noi facciamo come Cantina di Quistello a queste scorribande con altri piatti in altre zone, con altre culture, che credo che stia piacendo perché l'affluenza di pubblico che abbiamo avuto ne sia la dimostrazione. Penso che il cavallo di battaglia sarà il metodo classico, ovviamente un bianco, e poi proporremo un rosato Grappello Ruberti in purezza, che credo che siano i due vini che si sposano di più con la tipologia di pesce che ci sarà questa sera, per poi finire con il nostro classico dolce del vicariato, quindi un vino dolce, un moscato servito freddissimo. Poi ci sarà una novità durante la cena, che ci sarà un intermezzo con qualcosa di particolare, un ghiacciolo fatto al lambrusco. La pesca di venerdì è andata benissimo. Questa sera saranno serviti sarducini, calamari, spiedini di gamberi, mazzancolle al sale e sogliole dell'Adriatico, tutto dell'Adriatico. Il segreto sta nella passione per il pesce, nella cottura, nel condimento con un buon olio di queste parti, soprattutto con un buon pane della Bassa Romagna. La nuova mentalità del consumatore è molto attenta non solo alla salubrità del prodotto, ma anche al percorso che viene fatto nella produzione, cioè è molto attenta sul fatto che durante tutta la fase produttiva ci sia rispetto dell'ambiente, ci sia rispetto delle persone che nell'ambiente ci vivono, oltre ad avere prodotti sempre più salubri e garantiti. C'è tutto un tema molto importante, credo, per il futuro della viticoltura, non solo mantovana ma penso nazionale e anche europea, quindi quelle che saranno le sfide per il futuro, come ci si dovrà approntare. Credo che i relatori siano stati all'altezza dell'argomento, perché è un argomento molto complesso, quindi abbiamo sforato circa in 3 ore, ovviamente non abbiamo trattato tutti gli argomenti approfonditi come ci dovrebbero essere, però sono gli argomenti oggi d'attualità, quindi la digitalizzazione, la 4.0, come ci si dovrà comportare in vigna, come dovranno essere i vini, come si dovrà produrre, come si dovrà comunicare col consumatore, la tutela di tutti questi dati che verranno, questa mole di dati informatizzati, ma quindi c'è anche aspetti di carattere proprio di privacy del dato. Quindi le certificazioni, cosa vuol dire essere oggi una cantina sostenibile? Perché sostenibile vuol dire tutto, non vuol dire niente, quindi essere in grado di dimostrare tutti i passaggi e quello che si scrive, di dimostrarlo poi nei fatti, e che questa è la cosa più importante. Ci sono stati diversi relatori che hanno ringraziato proprio di aver fatto questa iniziativa, perché sul territorio mantovano mancavano, anzi sono 2 anni che non ne facevamo più. La prima l'abbiamo fatta nel 2018, poi con la pandemia abbiamo dovuto fermarci, però credo che la ripartenza sia stata una ripartenza molto importante, con temi di molta attualità e di molta visione al futuro.